Ah, Lucia, da quanto tempo che non te vedevo? Ma come fai a mantenerti sempre così da bene in linea? Ehi Lorenzo, come sei? Ma cosa fai? Sto devo dare in uno. Ciao, Secca Garbugli. Allora devo tentare di attaccare il bottone, no, di attaccare il panico, Lucia. Come? Allora devo esercitarmi per quando che avrò l'occasione di conoscere le persone, no? E si ti abituato a fare così? Eh sì, ieri Lucia era una bella carichetta di paia, ma se sta dura a corteggiarla, Te creda come si a finire? in fumo. A te gas caricare? No, in fumo, nel senso che a un certo punto io non sapevo più cosa dirgli e allora mi sono fumato Lucia, cioè no, mi sono fumato a paia e a carriera. Guarda Renzo che stai avanti così, se te rovini, ascolta qua il tuo migliore amico, la zecca Garbugli, che tu ti azzecca e mai ti garbugli. Cioè, ma di che ti sia un latte in lover, no? Che cosa mi consigli? Cosa ti consiglio? Al giorno è un po', se ti vuoi conquistare una cosa, bisogna che ti entri in confidenza. Sì, che entro in confidenza subito così, senza neanche un bacino, dai, no? Cosa che hai detto capire in confidenza vuol dire che bisogna che ti diventi amico e per far questo bisogna che ti dai sicurezza, Sì. la rada a fidarsi ciecamente di te, Ho capito. Facile a dirlo, ma a farlo? anche a farlo. Ti pensa solo al giorno e un po'. Se ti restituissi a una persona qualcosa che era perso per strada, dimmi come fai a non fidarsi di te? Ah, vabbè, allora che voto io finché non aperte qualcosa? Ma se va là, così ti vorrà manco 50 anni, bisogna che ti usi un trucchetto, no? Dimmi te come lo va a fare? Dai che riga una. Mettiti a che il maestro ti insegna. Mi scusi signorina, ma le è caduto l'orologio. Oh, ma è da stamani che lo cercavo. Grazie, caro. Ti meriti proprio un bel bacetto. Mua. E a che ora ci vediamo stasera? Ma ti garba le 8. Così poi potremo vedere assieme la mia collezione di francobolli. Benissimo, caro. Non vedo l'ora. A stasera. Va bene. Ciao. A stasera, zuccherino. Zuccherino? Francobolli? Se solo avessi metà del tuo sciame e una collezione di francobolli, affari giantissimi. Sciarp, Renzo. E dopo basta avere 3 francobolli per fare una coesione. Cosa mia difficile. Mia che avevo un francobollo commemorativo sulla prostituzione da 500 lire. Ma se te lo ricavi gli valeva 1000. Adesso mi sarà restato solo 3 vecchi francobolli. Aspetta che arriva una cosa proprio. Aspetta che ci Vale, spiega. lezione! La mia scusa, Dov'è? mademoiselle, ma se che cavaliere sfilare la pipa? Una pipa! Ma perché mi calcia fa? Dai, scommetto che la cercava da stamattina e finché la metteva a posto i francobolli, cosa si a fumare? Oh, un sigaro! Ma brutto insolente! Come se permetti? Ma dai, non mi rabbia mia se ti hai messo a posto i francobolli, lo facciamo stasera alle 8. Basta che non ti fumi il sigaro che mi dà fastidio. Ripita sto cosa che hai detto fumare! E mi scusi signorina, ma il mio amico ha avuto un piccolo incidente con una sedia. Ma non è pericoloso, ci penso io, ci penso. Beh, e lo faccia curare prima che passa d'animo. Va bene, mi scusi. Va, tanto le donne che fumano mi sono mai piaciute. E parte le caro un portacenere. Ma insomma, ha avuto già parte una denuncia. Oh, avevo fatto esattamente quel che devi fare tu? No, esattamente. E per 2 motivi. Primo, se proprio te che far finta che su qualcosa e far finta che abbia perso una signorina, sto qualcosa bisogna che sia attendibile, tipo, non so, un fazzoletto, una pipa. Ho un orologio, io intanto a te lo si perso. No, e per il secondo motivo. Che saria? Vedi prima, la sera mia moglie, poi ho fatto un caso e poteva finire male. Vabbè, allora cosa ho avuto? Aspetterò anche a me che passa mia moglie. Ma te che mia ti, la moglie, Renzo. Vieni qua, dai, adesso le riproviamo. Ho qua un fazzolettino che c'è un cimelio in famiglia, con lo stemma del casato e il giglio blu.
Dai che arriva uno, metti la ma fa attenzione a come che fa. Dai. Mi scusi signorina, ma ha perso il fazzoletto? Si sbaglia di certo. Il mio è qui, è sicuro, all'interno della manica. Eppure a giudicare dallo stemma al centro avrei giurato che fosse suo. Bello, un giglio, il mio fiore preferito. Sì, è un fiore bellissimo, degno forse del suo visino. E blu, come il colore dei suoi occhi, dai quali, ahimè, non potrò più sfuggire neanche nel sonno. Nessuno mi aveva mai detto niente di simile. Ma forse perché la sua bellezza mette in imbarazzo e ne prende di ciò atto. Tuttavia, posso sperare che il blu delle sue pupille non rimanga solamente un dolce ricordo destinato a sbiadire con il trascorrere inesorabile del tempo. Certo che no. Potremmo rivederci ancora. Sì, e crogiolarci così in eterei sole. Potremmo vederci qui domani sera alla stessa ora. Certo, domani alla stessa ora. Un mio giglio blu. Chi era stavolta tua sorella? Ma che non avevo neanche mai vista, dai Renzo. So, ma dici che potrà funzionare anche con me che non ho i stenni sul fazzoletto? Penso che potrai scoprirlo subito perché sta arrivando un'altra. Dai! La mi scuso signorina, ma che sarebbe cascare il fazzoletto? Direi proprio di no. Non vorrà mica che esca con un lenzuolo. O forse pensa che si addica al mio nasino. Beh, se lavori mettersi le dita nel nasino e la faccia pure, non so mia schissinoso. Comunque che avrei messo su le balle degli occhi che si su. Dai, hai visto? Lo stemma al centro. Ma no! Lascia un'ortensia verde! Un fiore bellissimo! Dolce se lo metti vicino e verde come il colore delle sinusite mal curate. E a quale non puoi scampare neanche a menoro. Nessuno mi aveva mai detto niente di simile. Ma forse perché la bella con fa un ciuato? Posso sperare che il verde delle sue narici non resta solo un semplice catarro destinato a sbiadire nei fazzoletti tempo Ma lei è matto! e gocciolarsi in eterni sgnarocchi? Mi scusi signorina, mi è appena scappato da un manicomio criminale. Ci penso io, ci penso. Meglio, stavo per chiamare la polizia. Ma non ti segna normale del tutto. Oh, è mega fregare che avere gli occhi blu. Basta. Penso che non vi sia proprio più niente da fare. No dai, a secca capugli, un'altra volta un ultimo colpo. È giusto che ti cito. Dai. Come le impostiamo sta nuova tattica? Col sistema infallibile Escape. Scale? Sì, con Escape. E vediamo se è proprio vero che con Escape puoi comprare tutto. Getto mia 100.000. Cosa ti infetta? Ti dammi, fidate! Ah, non mi sento mia tanto tranquillo. Dai, sta tranquillo. Dai, veloce dai che arriva una. Mi scusi signorina, ma le sono cadute 100.000. 100.000? Non penso proprio, non giro mai con così tanti soldi in tasca. Beh, è una sana abitudine, che del resto mi prendo sempre anch'io, per cui queste 100.000 non sono neanche mie. Scusi, ma se non sono nostre di chi saranno? Ma forse del fatto. Non ti sembra mica non sono mia tanto tranquillo. Mi scusi, ma cosa c'entra il fatto? No, dicevo che è il destino che probabilmente ha fatto sì che questo vile denaro divenisse, come dire, il punto di unione delle nostre vite, il fulcro stesso delle nostre esistenze, cangiando ciò che è macchiato in bianco rifulgente. Ma lo considera un dono divino? E come potrebbe essere altrimenti, signorina? Vede,
È il destino che ci vede seduti in ristorantino a degustare le prelibatezze che la vita ci riserva. Ed è sempre il destino che, sentendosi responsabile come un rinnovato Cupido, vuol saldare il suo debito. Sì, il suo debito sui mescheri. Ma lei è un vero signore. Possiamo spendere il destino, diciamo, domani a mezzogiorno? Vada per domani a mezzogiorno e riguardando il Caravaggio qui impresso, rimembrerò voi, o Monna Lisa. Oh, ma ti ti rimorchi anche se ti dici che sei un stupido? Un cupido, Renzo, un cupido, è l'angioletto che nella tradizione classica fa innamorare tirando le frecce, ma è inutile che ci Oh, spieghi. Dio. Sento, dammi dei mescheri adesso che provi. No, non te che hai sentito che il destino vuole che spendemmo questi 100.000 qua? Proprio qui. Hai fatto, non si comanda. Hai fatto, non si comanda, il mio signor carte assento. Come che ha fatto? Oh, non ti se ne sta proprio più niente. No, mi sa sta una carta da 500.000. Beh, penso che se te va male con queste, vuol dire che ti si proprio nega per le donne. Dai, veloce. La mia scusa signorina, ma vi salire sbriscia fuori dal scarsere, preso un milione. Oh, grazie, guai se li perdevo. Sì, a me non mai in tiro come un milione di scarsere. La podaria perdere i denari e anche la primiera. Grazie, sa, lei è molto gentile, ma scusi, vado di fretta. Anche a me voi in quel posto. Visto che skate gli dà un fatto, Ma cosa vuol dire? vuol dire che è il destino che con sti skate vigliati, i quali potrei farmi un ponte in bocca, non può sapere neanche un piccerino di graspo, un bianco macchiato, e tenta che non passa un stupido se si va a mettere fuori la freccia. Ma si tolga dai piedi, altrimenti. Ma se lo aumento solo io, mia mamma poi mia fare altrimenti. Ma ha perso il senno. Sta attenta che non te lo perdi ti e il segno, se no ti diventi un scarafaggio lisa e mi resto monna. Il gran genio del mio amico, lui saprebbe come fare, lui saprebbe abbordare, con 100.000 in mano fa miracoli, tiregolerebbe il minimo, alzandolo un po', lui insegue le ragazze di tutte le razze, la zecca Garbugli, certamente ci sa fare con gli intrugli.